verso Messina. Pallone lungo, bellissima la giocata in verticale, raccolta benissimo, palla che viene poi messa al centro, Leotta non ci arriva per un soffio, sarebbe stato questo il gol del vantaggio. Il gioco di gambe da parte di Leotta che ha scaricato corto per il compagno, trova una giocata meravigliosa in mezzo a due avversari, poi scarica in porta, palla che entra, gol strepitoso quello di Scaringella quando sono passati 5 minuti e 2-0. Fayet, buono il passaggio tra le linee, la conclusione strepitosa con annesso intervento di Pierotti, poi ancora sulla ribattuta, palla che finisce fuori, Scaringella ci è andato vicino. Scambiata ancora Fayet con Messina, poi Cossu, intercettato il pallone con il destro che si insacca, è stato Scaringella al 43esimo.